Sono stati gli stessi genitori delle vittime del Giro ad indicare ai carabinieri i luoghi in cui avveniva lo spaccio della droga, per cui oggi sono state arrestate a Vibo 20 persone. La droga, secondo le testimonianze, veniva venduta in alcuni locali pubblici di Pizzo, poi monitorati dagli investigatori con la collocazione di telecamere, grazie alle quali è stata documentata l'attività illecita. Agli arresti di oggi se ne sono aggiunti altri 5 trovati in possesso di sostanze stupefacenti durante i controlli dei militari dell'Arma. Condanna all'ergastolo per Giovanni Strangio, ritenuto l'ideatore ed uno degli esecutori materiali della strage di Duisburg, in cui il 15 agosto 2007 morirono 6 giovani ritenuti vicini alla cosca rivale dei Pelle Vottari. La Corte d'Assise di Locri ha emesso oggi la sentenza nell'ambito del processo che ruota intorno alla faida che contrappone da 20 anni le cosche di San Luca. Sono state condannate all'ergastolo altre 7 persone per i delitti commessi durante la guerra di 'Ndrangheta. Un uomo MR, 23 anni, di origini svizzere ma residente a Reggio Calabria, è stato arrestato e altre 5 persone denunciate per truffa. Il blitz, denominato Operazione Astore, è scattato in un call center a Polistena, nel Reggino, ad opera della Digos di Siena. I componenti del gruppo, accusati di associazione a delinquere, truffa e sostituzione di persona, hanno finto per circa 10 anni di essere sindacalisti per vendere in tutta Italia abbonamenti a riviste delle forze dell'ordine ad un costo oscillante tra i 55 e i 196 euro. Da venerdì 22 al 24 luglio 2011 nel Teatro all'Aperto del Porto Vibonese la consegna del Premio Letterario Nazionale Tropea, giunto alla quinta edizione. Il regolamento del premio affida ad una giuria popolare di 450 componenti, di cui 409 individuati dai sindaci della Calabria, la scelta del vincitore. Alla presentazione oggi a Cosenza presente anche Pasqualino Pandullo, presidente dell'Accademia degli Affaticati, associazione che organizza il premio.